Praticamente parte dall'impasto. L'impasto ha una cottura fin quando praticamente non diventa un po' scuro. Si lavora a caldo, quindi viene tenuta una massa calda, da cui si ricavano delle palline. Queste palline, in base a delle pizzicature e schiacciature girate in continuazione, praticamente si arrivava alle diverse forme del pesciolino, la stella, l'ovale, veniva fatto tutto a mano, non si poteva stendere, non c'erano le formine. Questo è grande. Poi si gira perché si lavora al contrario. Per rimanere fresca la pasta si copriva con dei teli umidi.